Un altro rocambolesco inseguimento con speronamento fra auto. Dopo quello nei giorni scorsi ai danni di una volante della polizia è finito con lo schianto dell'auto guidata dai malviventi contro un negozio in via Luzzatti a Treviso, questa volta è toccato ad un mezzo dei carabinieri. Nella tarda serata di lunedì, una pattuglia del nucleo radiomobile di Montebelluna ha ingaggiato un inseguimento con un'auto che, dopo aver ignorato l'alto intimato dai militari, si era lanciata in fuga a tutta velocità lungo la Feltrina, in direzione di Treviso. Durante l'inseguimento il fuggitivo ha più volte cercato di far uscire di strada la gazzella dei carabinieri, con tentativi di speronamento ed una serie di manovre a dir poco spericolate, che non hanno consentito al conducente di farla franca. I militari infatti sono riusciti a bloccarlo all'altezza di Postioma di Paese. L'uomo, un 27enne nigeriano, è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Era senza patente di guida, motivo per cui non si era fermato al posto di controllo. La perquisizione dell'auto poi ha consentito di rinvenire ben 7 coltelli di genere vietato, che gli sono valsi un'ulteriore denuncia.